il ministro Gelmini in Veneto invoca la collaborazione tra nord e sud dopo le polemiche di questi giorni che rischiano di azzoppare l'iter. Ad incontrarla oggi anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Era salito alla ribalta della cronaca per la rapina violenta subita nella sua villa sul Tarallo a Mogliano nel novembre scorso. Il petroliere Miotto indagato con l'accusa di aver violentato 2 sue colf. Erano rapporti consenzienti, si difende l'uomo. Ancora un anziano derubato da giovanissimi a Conegliano, si fingono di star male e strappano la colonnina d'oro a un 66enne che li aveva avvicinati per aiutarli. La tragedia dell'A28, in attesa del processo, fra pochi giorni raggiunto un accordo tra i legali del 61enne bulgaro, l'ex compagno di Sara Rizzotto, per ricevere 70.000 euro di risarcimento extra alle figlie della donna. Il papà dell'altra vittima, Jessica, non avrei accettato quei soldi. Pensioni e incarichi del direttore generale, avviate le verifiche, entro la prossima settimana le risposte. Il direttore generale della sanità Flor fa il punto sulla vicenda. Sequestro di sigarette di contrabbando all'aeroporto Canova di Treviso, pizzicato una passeggera rumena che dovrà pagare una multa di 50.000 euro. Torna a Road to Rome, l'impresa in bicicletta di Bernardo Bernardini, rimasto paralizzato a causa di un incidente, oggi sportivo impegnato nel sostenere l'inclusione. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano la battaglia per l'autonomia. Oggi in Veneto, stamattina in Veneto, a Belluno precisamente, il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini che ha invocato la collaborazione tra nord e sud anche dopo le recentissime polemiche nuovamente incandescenti che rischiano di azzoppare nuovamente l'iter. All'orizzonte, lo sappiamo, c'è l'incontro della prossima settimana cruciale di Gelmini con i governatori di Veneto, quindi Zaia, Emilia Romagna, Bonaccini e Lombardia Fontana, appunto previsto per il 22 di giugno. Oggi intanto con lei a Belluno c'era anche il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. L'invito che faccio però è a non utilizzare luoghi comuni e vecchi stereotipi. Dobbiamo superare la logica di un contrasto nord-sud. È un messaggio preciso quello che il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini lancia da Belluno, ospite degli industriali dolomitici, per parlare di montagna. Impossibile del resto non rispondere al fuoco incrociato, anche amico, sollevato in queste ore da diversi esponenti politici del Mezzogiorno. Nodo del contendere la bozza di legge quadro sull'autonomia che la stessa Gelmini discuterà il 22 giugno prossimo con i presidenti di regione del nord, Luca Zaia per il Veneto, Attilio Fontana per la Lombardia, Stefano Bonaccini per l'Emilia Romagna. Un incontro attesissimo ma visto come fumo negli occhi dai colleghi governatori del Meridione. Una cosa ignobile la bollata il presidente campano Vincenzo De Luca, più garbata la ministra per il Sud Mara Carfagna, che però ritiene necessario fissare in via prioritaria il LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, e definire l'operatività di un fondo perequativo. Richieste che potrebbero rallentare l'intera partita. Gelmini, dal canto suo, cerca di stemperare i toni, ma non senza una puntualizzazione. Anche in assenza di autonomia mi pare che i divari nel tempo siano cresciuti e quindi io penso che attraverso l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione ci sia la possibilità di delineare meglio le competenze delle regioni e dare risposte a quei territori dove anche alla luce di referendum è stato chiesto un di più di autonomia. Autonomia dei territori sulla quale si è soffermato con la stessa Gelmini anche il sindaco di Treviso Mario Conte in qualità di rappresentante dei comuni veneti. Chiediamo semplicemente come ANCI che rappresenta tutti i comuni, da quelli montani a quelli di costiera alle città di pianura, che vengano dati gli strumenti per poter continuare ad investire e a creare un futuro dignitoso per questi territori, perché le opportunità ci sono, le risorse ci sono e le idee soprattutto ci sono. A Belluno Gelmini scatta quindi una fotografia aggiornata alla battaglia autonomista, facendo intendere che i tempi sono stretti e che ogni polemica rischia di compromettere l'iter. Noi abbiamo una bozza di legge ma deve essere esaminata dai diversi ministeri competenti, ci sono delle critiche da parte del Mezzogiorno che io ho il massimo interesse ad affrontare, però ecco, penso che se non ci riusciamo oggi dentro una maggioranza così larga, dentro un governo di emergenza nazionale, sarebbe un vero peccato. Quindi continuo a lavorare e a confidare che questa legge possa essere portata in Consiglio dei Ministri prima della fine della legislatura.
E intanto i primi cittadini raccontano: abbiamo meno autonomia di 20 anni fa. A parlare sono 3 primi cittadini eletti nell'ultima tornata elettorale nella Marca, già sindaci per 2 mandati, poi assessore e di nuovo ora alla guida dei loro comuni, e ribadiscono: il primo cittadino, il sindaco, non è più una professione ambita. Abbiamo parlato per tanti anni di autonomia, ma io vi assicuro che 20 anni fa il mio comune era molto più autonomo di quello che è oggi. Oggi dipendiamo troppo da Roma. Sindaci non sempre tutelati, sindaci senza risorse e poco personale, sindaci senza autonomia. La rielezione per molti primi cittadini è stata una conquista, seppur amara, viste le difficoltà sempre crescenti, l'impossibilità di gestire autonomamente le entrate e poi la burocrazia. Devi rendere conto a tutti i livelli sovraordinati e c'è una mole di lavoro in più amministrativo per poter fare le stesse cose che 20 anni fa si facevano con molta meno fatica. La figura del sindaco è diventata più importante per certi versi, però dall'altra ha veramente le mani legate. Oggi il bilancio è ingessato, ci sono molte meno risorse di una volta, non si può fare quello che si voleva, come ammesso che una volta si potesse fare, però era molto più semplice. A dirlo Franco Bonesso, alla guida del comune di Trevignano per la 3ª volta, comune virtuoso, sindaco per 10 anni, poi assessore, ora di nuovo primo cittadino. Stesso percorso che lo accomuna alla collega di Cappellamaggiore Maria Rosa Barazza. Come si toglie l'autonomia? Non solo togliendo la possibilità di avere imposizione propria, cioè tasse proprie. Se noi potessimo avere le nostre tasse e su quelle giocarci la nostra attività amministrativa e dare ai nostri cittadini servizi, saremmo a posto. In realtà siamo tornati ad una finanza derivata. Tagli lineari e limiti alla spesa sul personale che hanno svuotato l'autonomia degli enti locali. Stefano Bosa, rieletto a Resana, conferma: sto pregando mio dipendente di non andare in pensione. I tagli che sono stati nel passato stanno penalizzando parecchio gli attuali amministratori. Nel mio caso, il mio comune, nei prossimi 5 anni ci saranno altri 4-5 pensionamenti su un personale di 20 unità, quindi sono parecchi. Non nascondo il fatto che anche recentemente ho dovuto quasi supplicare un dipendente: aspetta prima di andare in pensione. Insomma, fare il sindaco è diventata una vocazione. O hai la passione per il tuo comune, voglia di fare, di mettersi a disposizione degli altri per il bene comune, altrimenti diventa veramente un'impresa ardua. Difficilmente persone nuove si avvicinano e hanno voglia di cimentarsi in questa bellissima esperienza. La cronaca adesso. Era salito la ribalta della cronaca nel novembre scorso, lo ricorderete, la violenta rapina in villa sul Terraglio a Mogliano. Era proprio il periodo della banda, lo ricorderete, del Terraglio. Parliamo del petroliere ottantenne Giancarlo Miotto. Adesso però ci sono altri guai, un'accusa pesantissima di violenza sessuale dalla quale però si difende. Non c'è pace. Buongiorno. Piove sul bagnato. Sono le prime parole del petroliere Giancarlo Miotto, 80 anni, subito dopo l'assalto subito nella sua villa lo scorso 15 novembre, quando i malviventi avevano fatto irruzione, sequestrando la sua famiglia e portando via preziosi e denaro. Parole che oggi suonano quanto mai profetiche. Non c'è pace, aveva detto, parlando della rapina, del fallimento della sua azienda ed ora del procedimento penale che lo vede coinvolto, accusato di violenza sessuale dalle sue 2 colfe filippine. Le 2 donne, 41 e 36 anni, hanno raccontato di essere state costrette a rapporti sessuali nella villa di Miotto ed avrebbero presentato al momento della denuncia un video. Un filmato che invece, secondo l'80enne, dimostrerebbe un rapporto consensuale. L'imprenditore, spiega l'avvocato Enrico Maria Ambrosetti, legale di Miotto, non ha mai disconosciuto i rapporti con le 2 colf, ma ha sempre ribadito fossero consenzienti. Per il momento Miotto non ha ricevuto nulla riguardo la richiesta di rinvio a giudizio, che potrebbe arrivare però a breve. Sarebbero una decina i casi di violenza denunciati dalle 2 colf, violenze che sarebbero state portate a termine all'interno della villa dove lavorano, secondo quanto raccontato dall'80enne, anche altri dipendenti. Il mio assistito termine legale è sereno da un punto di vista legale e dispiaciuto per quanto sta accadendo. Da un punto di vista risarcitorio è stato raggiunto un accordo tra le parti che a questo punto rinuncerebbero a costituirsi parte civile nell'eventuale processo.
Ancora un anziano derubato a Conegliano. Soltanto la settimana scorsa parlavamo di un novantenne derubato 2 volte in 20 giorni. Ancora una volta banditi molto giovani in azione. Questa volta la vittima è un 66enne che è stato derubato nei pressi della propria abitazione, appunto a Conegliano, avvicinato con un pretesto da 2 ragazzi, uno dei quali ha finto un malore. Il 66enne ha cercato di soccorrere il giovane, ma è stato derubato della collanina d'oro che indossava e anche del suo telefono cellulare da questa persona e poi anche da un suo giovanissimo complice. I malviventi si sono allontanati immediatamente dopo, facendo perdere le proprie tracce. Ci sono le indagini in corso da parte dei carabinieri, al setaccio anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. E poi l'evento che abbiamo raccontato ieri, l'evento shock di Montebelluna, è stato convalidato l'arresto del 25enne marocchino che ha seminato il panico al bar, alla loggia nel cuore di Montebelluna. Intanto il titolare rimasto ferito ha rimediato una prognosi di una ventina di giorni. Durante la colluttazione per cercare di calmare gli animi del 25enne marocchino che stava danneggiando il locale, il titolare del bar alla loggia ha rimediato una frattura ad un dito. Ne avrà per una ventina di giorni. L'uomo, ieri mattina seminudo, in totale alterazione psicofisica, aveva seminato il panico lanciando in aria tavolini, sedie e tovaglie. Sono stati momenti di paura per i clienti che hanno assistito impotenti alla folle scenata del 25enne. Il bar è un bar centrale, ovviamente gremito per fortuna di clienti civili, per cui questo ha provocato scompiglio proprio in piazza. Siccome abbiamo un salottino, abbiamo un gioiello di città anche tramite la chiusura della strada con la pedonalizzazione, dispiace ancora di più che questi episodi poi in una città che comunque è sicura, quando capitano queste cose gravissime, comunque fanno ancora più rumore. Questa mattina presso il Tribunale di Treviso si è svolta l'udienza e per lo straniero è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, una vicenda che ha fatto parlare molto. Fra l'altro i cittadini ci raccontano che nella piazza dietro al bar la sera ci sono gruppetti di ragazzi che creano non pochi problemi lanciando oggetti nelle vetrate. Dopo vedo queste scene qua di questi ragazzi qui, cosa fai? Non si può nemmeno parlare perché si rischia. No, non puoi parlare. Oddio, puoi rispondere, però dopo devi... L'istinto sarebbe di reagire, ma non puoi, perché dopo passi tu dalla parte del torto e non va bene. Se questi dici una mezza parola, questi ti mettono le mani addosso. La richiesta dei cittadini è quella di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine in quelle zone considerate più a rischio. E adesso un'operazione invece che ha consentito di sequestrare 8 kg di sigarette di contrabbando all'aeroporto Canova. Era partita da Bucarest in Romania con un bagaglio colmo di pacchetti di sigarette di contrabbando ed era diretta a Manchester. Ma arrivata all'aeroporto di Treviso il suo viaggio è stato interrotto. Una cittadina rumena è stata fermata dopo la segnalazione degli addetti alla sicurezza dello scalo aeroportuale che durante il controllo hanno trovato numerosi pacchetti occultati tra i vestiti sia del bagaglio a mano che quello in stiva. Immediatamente sono arrivati sul posto anche gli uomini della Guardia di Finanza di Treviso, sia i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. In totale sono stati recuperati 570 pacchetti di sigarette pari a 8.450 grammi. Trattandosi di introduzione non dichiarata nel territorio nazionale, la donna è stata multata con una sanzione amministrativa pari a 5,16 euro per ogni grammo, per un totale di 50.000 euro. La sanità regionale, un'inchiesta della Corte dei Conti avviata a Potenza su un direttore generale fa tremare anche il Veneto, una questione che riguarda le pensioni e gli incarichi dei vertici nelle aziende sanitarie, compresa quella di Treviso. La Regione, quando ha avuto conoscenza di queste informazioni che un po' circolavano nel mondo delle aziende sanitarie, ha avviato subito una ricognizione delle proprie aziende con i propri direttori generali per conoscere in dettaglio qual è la posizione rispetto al tema del collocamento a riposo per ciascuno dei direttori generali di tutta la regione Veneto. Laconico il direttore generale della sanità del Veneto sulla vicenda che potrebbe coinvolgere e stravolgere le aziende sanitarie della nostra regione. Quando avremo acquisito le risposte valuteremo anche quali sono dal punto di vista legale le ricadute e le singole prestazioni.
Risposte, assicura Flor, che arriveranno in breve tempo, già la prossima settimana. Tutto parte dall'inchiesta avviata dalla Corte dei Conti sul caso di Giampaolo Stopazzolo, vicentino ma direttore generale dell'azienda di Potenza. La questione è tanto semplice quanto complicata se fosse accertata. In pratica, nelle ore scorse, sotto la lente di ingrandimento è finita la posizione di Stopazzolo. A suo carico è stato aperto un fascicolo per danno erariale, perché ricopre il ruolo di vertice dell'ULSS Lucana, nonostante sia in pensione come medico, sommando dunque le due retribuzioni. Un vero uragano che ha messo in allerta il Veneto. Almeno 6 potrebbero, perché incondizionale d'obbligo, finire in questo vortice. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, dell'ULSS 2 Trevigiana, Francesco Benazzi, dell'ULSS 3 Veneziana, Edgardo Contato, dell'ULSS 8 Berica, Maria Giuseppina Bonavina, il direttore della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Francesco Cobello, persino lo stesso Luciano Flor, il vertice della sanità regionale, ed altri numeri 2 e numeri 3 delle aziende sanitarie della nostra regione. La questione gira tutto attorno alla pensione, se i direttori generali in quiescenza la percepivano o meno. Nel caso in cui l'incarico dirigenziale sia iniziato prima della sospensione, sarebbe possibile un cumulo che non ecceda i 240.000 euro. Ma il Consiglio di Stato in realtà dice altro nel prevedere questo caso specifico. Nell'ipotesi in cui venga conferito incarico a un soggetto ancora in servizio, per evitare illusioni al momento della collocazione in quiescenza, il rapporto deve trasformarsi in un rapporto a titolo gratuito. Cosa accadrebbe nel caso ci fosse questa situazione in Veneto? Sulla possibilità di eventuali commissariamenti o cambiamenti ai vertici, il dirigente Flor frena. Non abbiamo ancora i dati e dobbiamo verificare attentamente ogni singola istruttoria. Una recente delibera della Regione Veneto che porta a 67 anni l'età lavorativa per i dirigenti di area regionale consente ai direttori generali in quiescenza di essere retribuiti per il loro ruolo di vertice a patto di rinunciare alla pensione. Insomma, una questione tutta da chiarire. La siccità è l'allarme sempre più forte nel Veneto e nella Marca. Ci sono le prime ordinanze antispreco di acqua nei comuni. È partita a Montebelluna. A Treviso intanto il comune chiede più acqua per evitare che le acque reflue rendano poco salubre l'acqua dei canali. Allarme e siccità da nord a sud, scattano le prime ordinanze per evitare di sprecare acqua potabile. I comuni recepiscono sulla base dell'ordinanza del 3 maggio emanata dalla Regione del Veneto le raccomandazioni dei gestori di acquedotti e sono invitati a limitare il consumo di acqua ai soli scopi igienici e domestici. Il divieto tipo per lavaggio di cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali, innaffiare orti e giardini, e ovviamente sono esclusi da questa ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana, il verde pubblico ovviamente e l'utilizzo zootecnico o produttivo per le attività regolarmente autorizzate. L'ordinanza firmata da Montebelluna, primo comune nella Marca, prevede l'applicazione di sanzioni, multe dai 25 ai 500 euro. Ricordo a tutti che tutto questo serve per far sì che insomma non ci dovessimo trovare in difficoltà con l'acqua potabile, per cui insomma è un segnale. A Treviso, dove nei canali confluiscono le acque reflue, il timore è che la siccità possa compromettere anche la salubrità dell'aria. C'è un tavolo aperto che varierà quelli che sono gli apporti di acqua a Treviso per garantire che i canali abbiano acqua costante. Ci vorrà qualche anno per realizzare tutta la rete fognaria, ma sicuramente quella sarà la direzione. Altri comuni per il momento si sono limitati a coinvolgere la popolazione con avvisi e indicazioni di comportamento. Occhi puntati dunque sulla gestione dell'acqua, ma non solo da parte dei privati. Duro l'attacco di oggi del segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella, contro la Regione, accusata di mancanza di programmazione. Se ogni anno, dice Martella, in modo crescente si ripete questo copione, significa che un vuoto di intervento esiste. La Regione ha il compito di tutelare il territorio e non è concepibile che puntualmente la risposta all'emergenza sia quella di rifugiarsi all'ombra dello Stato. Parla di gestione improvvisata Martella, rilanciando su piani di irrigazione con tecniche innovative sulla creazione di nuovi invasi. La siccità dipende molto dal meteo, allora che tempo farà nel weekend, nelle prossime ore, come ogni venerdì ce lo dice il generale Giancarlo Iannicelli.
È evidente l'azione ancora di un forte anticiclone, questa volta ancora di origine africana, quindi con tutte le caratteristiche, temperature molto alte e mancanza di pioggia, quindi un fine settimana all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso, una velatura durante le primissime ore e un po' di attività cumuliforme durante il pomeriggio, più intensa sui rilievi, dove potrà dar vita, ma questioni locali, a qualche temporale. La situazione è abbastanza critica perché la lunga presenza dell'anticiclone sta provocando temperature, ripeto, anche di 9-10 gradi al di sopra della media, ma soprattutto mancanza di pioggia. Le perturbazioni non passano, sono impedite nel passaggio e questo fa sì che non piova e normalmente su tutte le nostre zone giugno è uno dei mesi più piovosi e questo creerà qualche problema. Quindi abbiamo detto fine settimana bel tempo, ma bel tempo anche tutto la prossima settimana, con temperature che cresceranno ulteriormente. Infatti fine settimana minime intorno a 18-20 gradi, massime intorno ai 30-32 gradi, anzi più 32 che 30. Poi però la prossima settimana le minime cresceranno non di molto, ma le massime potranno arrivare anche a 34, 33, 34, 35 gradi. Questi sono valori sempre rilevati all'ombra. I venti sono deboli, inizialmente di direzione da nord-est, poi diventano variabili, naturalmente c'è una brezza di mare che aiuta un po' lungo le coste. L'Alto Adriatico da poco mosso, quasi calmo, localmente mosso, è tutto. Ci aspettano dunque ancora giorni di caldo e soprattutto di siccità. Adesso parliamo della tragedia dell'A28. In attesa del processo ormai a giorni nel tribunale di Pordenone, raggiunto un accordo tra i legali del 61enne bulgaro e l'ex compagno di Sara Rizzotto per ricevere 70.000 euro di risarcimento extra alle figlie piccole della donna. Il papà dell'altra vittima, Jessica, ovvero Alain Fragasso, dice invece non avrei accettato quei soldi. Noi come famiglia Fragasso e famiglia Rizzotto, tassativo che non vogliamo non vogliamo denaro da lui e spero anche dalla parte di Davis. Alain Fragasso non vuole nemmeno sentire parlare di denaro per lui, che porta tatuato nel braccio il volto di sua figlia Jessica. È inconcepibile parlare di soldi, ma la scelta dell'ex compagno di Sara Rizzotto, Davis da Ross, è stata diversa. Quest'oggi si è raggiunto un accordo con la difesa del 61enne Dmitry Traikov per una forma di risarcimento autonoma di 70.000 euro nei confronti delle figlie di Sara, 35.000 euro a bambina. Sono già stati consegnati 70.000 euro, quindi rimangono un gesto di presa di consapevolezza da parte dell'imputato del dolore che la sua condotta colposa ha causato. Davis da Ross spiega la sua scelta. Ho accettato la proposta dell'imputato, nata di sua spontanea iniziativa, di versare una somma di denaro finalizzata a dare aiuto nel mantenimento delle mie figlie, nell'esclusivo interesse delle bambine, anche perché le somme sin d'ora raccolte a titolo benefico dovranno essere divise con le altre famiglie coinvolte e saranno appena sufficienti per me a coprire le spese funebri ed i debiti sorti. Ci tengo a precisare che la somma ricevuta non comporta alcuna riduzione di pena per l'imputato, non avrà alcuna conseguenza negativa per le altre parti civili che conservano intatta la propria posizione, né preclude in alcun modo il risarcimento del danno che sto perseguendo e continuerò a perseguire sempre nell'esclusivo interesse delle bambine in sede civile. Fortemente contrario alla decisione è Alain Fragasso. Lui è l'ex compagno della Sara e è lui che, se ha accettato lui, sa che va incontro a delle conseguenze, nel senso che delle critiche sicuramente, anche da parte nostra comunque, perché noi dal primo giorno le abbiamo detto di non accettare. Ha pensato alle bambine? Ha pensato alle bambine, però non ha pensato alla Jessica e alla Sara. Se si vuole bene a delle persone non si guardano i soldi. Mi dispiace perché io con Davis ci vado d'accordo, però non si comporta così, assolutamente no. Cioè proprio zero. Io nei suoi confronti, cioè io al suo posto non l'avrei mai fatto. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta.
Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso, parliamo del ritorno di Road to Rome versione 2022, l'impresa sportiva in bicicletta alla quale ci ha abituato Bernardo Bernardini, è dedicata alla inclusività. Domani un primo assaggio da Cortina a Ponzano e poi domenica la partenza verso la capitale. Bernardini rimonta in sella alla Volta di Roma, da Treviso alla capitale, con l'intento anche questa volta di raccogliere seguito, portare con sé altre persone con disabilità, convincendole che anche i limiti si possono superare. Una sfida sportiva inclusiva condotta accanto all'amico ipovedente Cristiano Carnevale ed altri 8 amanti delle due ruote. Siamo riusciti ad andare oltre la chiusura del mondo della disabilità. Molto spesso appunto i disabili fanno attività solo tra di loro, un po' per timore, un po' per una comodità emotiva anche. Riuscire a condividere lo sport assieme ci permette di conoscere gli altri e di farci conoscere, andando oltre le diversità. Bernardini, rimasto paralizzato a causa di un incidente aereo, con l'impegno e la forza di volontà torna a camminare dopo 2 anni. Successivamente le sue gambe ricominciano anche a correre e pedalare. Assieme a 2 cari amici, Andrea Vidotti e Roberto Zanlorenzi, fonda la società sportiva For All, attraverso cui organizza eventi che mettono fianco a fianco normodotati e disabili, oppure portano la disabilità lungo le strade. Avevamo ideato un evento sportivo inclusivo che era un duathlon, perciò corsa bicicorsa, all'interno dell'aeroporto militare di Strana. E abbiamo coinvolto l'onorevole Giuseppe Versace più a livello semplicemente informativo. Lei ha detto che sarebbe venuta volentieri e io, un po' così per gioco, le ho detto: guarda, se vieni veramente ti porto l'invito in bici a Roma. E così nasce la Road to Rome nel 2019. Quest'anno il suo viaggio sarà anche un crowdfunding per sostenere il Filo di Simo, perché diano la possibilità di far fare attività sportiva ai ragazzi che soffrono di depressione e che sono in cura presso gli psicologi. Questo come ulteriore aiuto e proprio per andare a lavorare su quell'immagine che abbiamo di noi e così cominciare piano piano a sgretolare delle convinzioni che poi ci bloccano in delle situazioni estremamente difficili. A Crespano di Pieve del Grappa un fine settimana di musica e di sport. Tutto pronto per Note dei Campioni, manifestazione in programma in centro a Crespano di Pieve del Grappa sabato 18 giugno che coniuga musica e sport. In programma la premiazione di 6 campioni del mondo e nazionali originari del paese della Pedemontana trevigiana che si sono distinti in svariate discipline e l'esibizione di musicisti in vari locali per un evento che vede il supporto di Proloquo e Comune. Ospite d'eccezione il 2 volte campione del mondo di rally Miki Biasion. Parola d'ordine: ricominciare dopo 2 anni terribili. È un momento bello di ripartenza, ci auguriamo, quest'anno parte in una forma ridotta, ma ci auguriamo per i prossimi anni di riuscire a coinvolgere l'intero paese, per cui tutta Pieve, con tutte le attività produttive, le attività commerciali e fare una grande festa come eravamo abituati. E domenica il centro del paese sarà invaso da bancarelle di prodotti tipici locali. Adesso le notizie dal Bellunese. E torniamo a parlare del ministro Gelmini, che appunto oggi era a Belluno ospite degli industriali, che non ha parlato soltanto di autonomia, che abbiamo visto nella nostra apertura, ma anche della legge quadro sulla montagna. Il ministro D'Incà l'ha da poco incardinata alla Camera. Il mio augurio è che possa essere esaminata in tempi brevi e possa quindi diventare legge prima della prossima giornata nazionale sulla montagna. Il governo ha fatto la sua parte, fa intendere il ministro Gelmini. Ora tocca al Parlamento tradurre il disegno di legge quadro sulla montagna in realtà. Il testo, incardinato in Commissione Bilancio, prevede sgravi e misure ad hoc per chi vive e lavora in quota, con particolare attenzione a scuola e sanità. La copertura finanziaria, va detto, c'è già: 100 milioni nel 2022, 200 nel 2023. Alla montagna italiana non serve un reddito d'alta quota, non servono misure assistenzialiste come reddito di cittadinanza. Serve invece un convincente progetto di sviluppo, ha detto Gelmini, al termine del tavolo di confronto organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti.
Montagna bellunese alle prese con profonde trasformazioni e con un primo orizzonte, Milano-Cortina 2026. Ci sono le Olimpiadi, non possiamo assolutamente perdere questa occasione, perché probabilmente è l'ultima occasione che questo territorio ha per svilupparsi. C'è un grave tema della demografia e dobbiamo combatterla, e si combattono con regole, con voglia di fare, ma anche con i soldi, per cui portare in montagna qualcosa di più serve a questo. Noi non chiediamo assistenzialismo, assolutamente, la gente di montagna non ne ha bisogno di regole certe. Certezza quindi e capacità di programmazione, come sottolineato anche dal presidente della provincia Roberto Padrin e da Dario Bond, presidente del Fondo Comuni di Confine, che si è rivolto anche alla regione perché dia piena attuazione alla specificità del bellunese prevista nello statuto regionale. Non solo, le province interamente montane devono essere considerate dalla stessa legge nazionale sull'autonomia. Ma perché non potete avere un attimo di attenzione, un occhio di attenzione alla provincia di Sondrio, di Ossola del Bagna, di Belluno, che sono realtà riconosciute dalla legge? Altro nodo, quello delle infrastrutture utili alla montagna, affrontato con un videomessaggio dal presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi. Questione nel bellunese quanto mai aperta. Non è più l'ora di opere altamente impattanti, ma di opere che siano sul lungo periodo capaci di dare un ritorno economico alle comunità e dall'altra parte che abbiano uno sviluppo sostenibile nell'edificazione e nella vita propria. E quello di stamane a Belluno è stato anche il primo impegno ufficiale da sindaco di Oscar De Pellegrin. Quale migliore occasione per celebrare il primo appuntamento ufficiale per il sindaco neoeletto Oscar De Pellegrin? Il primo cittadino è intervenuto nell'evento organizzato da Confindustria sul tema dello sviluppo della montagna in compagnia di molte autorità politiche locali e nazionali. Dobbiamo adottare politiche che diano opportunità ai giovani e agli abitanti della montagna, dice De Pellegrin. Giovani che devono prima di tutto essere impiegati sul territorio, così da combattere il gravissimo problema dello spopolamento, ma anche essere messi nella condizione di poter promuovere le loro proprie idee, di creare start-up, di costruirsi le opportunità per far crescere la montagna e contribuire allo sviluppo del sistema paese. Io credo che la montagna, se messa in condizione, i suoi abitanti possono sicuramente essere un contributo al sistema paese. E avere questa attenzione, dare delle possibilità, creare delle start-up, che la gente di montagna e soprattutto i giovani possono trovare impiego nella montagna, anche andando a sviluppare quello che è il turismo, tutte le varie pieghe del turismo. Io credo che possiamo dare una grande opportunità. Tra le possibilità di sviluppo della città di Belluno spicca sicuramente l'evento olimpico, nel quale l'ex medaglia d'oro e dirigente sportivo gioca in casa, grazie ai consolidati rapporti con il CONI, del quale è membro del comitato esecutivo, e le associazioni sportive. De Pellegrin si dice fiducioso di poter far concorrere Belluno ad avere un ruolo attivo durante l'evento, specialmente con il supporto e il sostegno delle autorità politiche. Ne abbiamo già parlati ancora in campagna elettorale, dai contatti che abbiamo già e che ho già così consolidato negli anni, e io credo che potremmo avere una grande opportunità, avere anche la parte politica che crede veramente nella possibilità di sviluppo della montagna. Parliamo di ACC in chiusura perché si sta aprendo in questi minuti un nuovo fronte dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un decreto di proroga per la cassa integrazione fino al 15 di luglio. In questo modo si disconoscono tutti gli impegni, va all'attacco la FIOM con il segretario Stefano Bona, così si rischia di privare 250 lavoratori e lavoratrici degli ammortizzatori, innescando una vera e propria bomba sociale in provincia. Senza una proroga fino alla fine del 2022, così come concordato ai tavoli ministeriali e regionali, quale sarà la soluzione, si chiede il sindacato. Preoccupazione anche della CISL, dove si attendono chiarimenti dal Ministero nel prossimo tavolo convocato dalla Regione. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. L'alta pressione continua a garantire tempo stabile e siamo nel pieno di un'intensa ondata bollente che sta riguardando mezza Europa, ma vediamo il dettaglio di sabato 18 giugno.
Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo terso e limpido, solo con qualche velatura, precipitazioni assenti e prosegue dunque il periodo di siccità e anche di caldo anomalo per il periodo. Parliamo di un clima eccezionale con valori oltre la media di circa 3-4 gradi. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 33 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato e sereno. Farà caldo, specie in pianura, mentre venti di brezza mitigheranno le zone costiere. Temperature minime sui 16-22 gradi, massime intorno ai 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento, lo vedete, cielo sereno o velato, senza precipitazioni. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime infine intorno ai 32-34 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio, Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.